Strana Pasqua nelle 2000 parrocchie del Veneto dopo che 350.000 pecorelle hanno lasciato tutte insieme il loro ovile di sempre, la Democrazia Cristiana. Meno 12%, quasi il triplo delle perdite DC nel resto d'Italia. Strana festa di resurrezione. È crollato anche il muro di Vicenza, 52%, maggioranza assoluta da sempre nell'ex Sacrestia d'Italia e ora, di colpo, DC giù al 34%, appaiata con le leghe divenute secondo partito in tutta la regione. Eppure, ci sono tanti eppure. Eppure il Veneto ha 12.000 suore e 6.000 preti e il cardinale Ruini aveva predicato l'unità politica dei cattolici. Eppure le associazioni del volontariato sociale contano 100.000 militanti e questa parte di mondo cattolico era legata alla sinistra DC, quella che ha perso più di tutti, dimezzata la sua presenza, bocciata perfino Tina Anselmi. Eppure i Dorotei al potere nella DC Veneta, gli eredi di Mariano Rumor e Toni Bisaglia, che oggi si chiamano Carlo Bernini e Franco Cremonese, governano col metodo di sempre, un occhio a banche e imprese, l'altro agli uffici pubblici, dedizione al vescovo e cura degli affari. Insomma, cosa è successo a questo Veneto bianco arricchitosi in fretta? Di lui si ricordava solo un altro moto di rabbia, quando De Mita formò un governo con tanti ministri meridionali e nessuno di queste parti. Poi c'è stata l'adesione record alla campagna dei referendum per la riforma istituzionale, partita proprio da Padova, ma stavolta non è chiaro se solo di un moto di rabbia si tratti o dell'inizio della fine. Sarà bene che osservino con attenzione Forlani, De Mita, Gava, Andreotti, quel che si consuma quassù in Veneto. Oggi la loro sorte politica si decide forse più tra il Piave e il Brenta che non tra il Quirinale e Palazzo Chigi. Lacerata al suo interno fra sinistra DC e Dorotei, criticata dagli industriali e dai settimanali diocesani, potrà mai la balena bianca riprendere a solcare gli oceani? Buonasera, siamo qui riuniti, come si suol dire, al Palasport di Padova, gremito da militanti democristiani e da militanti delle più varie associazioni di quel grande arcipelago che è il mondo cattolico del Veneto bianco. E siamo riuniti alla stessa ora più o meno in cui a Roma, mi risulta, sono riunite in vari alberghi le diverse correnti democristiane che quest'oggi non sono riuscite a mettersi d'accordo per eleggere i capigruppo alla Camera e al Senato, che sono divise anche sul nome di chi possa essere il candidato al Senato, alla presidenza del Senato. I giornali domani a quanto pare usciranno parlando addirittura di regolamento di conti in corso fra diverse generazioni democristiane all'interno del gruppo dirigente. Ecco, io spero che trovino il tempo anche in questi alberghi romani capicorrente di guardarci qui al Palasport, perché forse può essergli utile e interessante ad esempio sentire anche i militanti della sezione democristiana di Cittadella, per esempio. Chi è il segretario? Lei è? Campagnolo Roberto. Ecco, la Democrazia Cristiana a Cittadella, provincia di Padova, nel 1987 che percentuale aveva? Circa il 65%. 65%. E il 6 aprile scorso? Il 44%. Quindi 21 punti, 21% circa. Un pezzo di città che è venuto meno alla Democrazia Cristiana, possiamo dirlo. Un democristiano su 3 che ha cambiato orientamento. Ecco, cercheremo di capire anche perché questo è accaduto stasera. Lei ha una risposta che prevale su altre? Ma è difficile dare una risposta, probabilmente la difficoltà di comunicare un messaggio complesso rispetto alla politica che sta diventando sempre più politica fatta di slogan e cose di questo tipo. Siamo ancora un po' nel generico, però dopo cercherò di tirarle fuori qualcosa di più concreto. Ma intanto mi dica, quanti sono gli iscritti alla sezione di Cittadella? Attualmente 1300. 1300 in un paese di 18.000 abitanti. Quindi tantissimi rispetto al totale della popolazione. E per curiosità, quante sono le correnti nella sezione democristiana di Cittadella? Diciamo che Cittadella, essendo centro di zona abbastanza importante, rispecchia un po' gli equilibri di Padova. Vedo quel signore che fa così 4, con la 5, mano. dipende. Passi il microfono 5. al signore. Lei è?
Io sono un consigliere comunale, ecco, allora, quante di Cittadella. sono? 4. 4 correnti avete, sì. Me le può riassumere? Lei e il segretario ad esempio siete della stessa corrente? No, no. Ma andate d'accordo tra di voi? No? Certo che andiamo d'accordo. Cioè lei di che corrente è? Io sono Doroteo. Doroteo, sì. Mentre il signore era? Fracanzaniano. Fracanzaniano, sì. Che sarebbe la sinistra se non sbaglio. Sì. Dopo cercheremo di... ci sono altre correnti qui tra i presenti? No. Ah, qua siamo già. Però ce ne sono due che sono rimaste, 2 correnti sono rimaste a Cittadella. Ecco, allora forse lei mi può aiutare? Io voglio dare il mio contributo per il rinnovamento del partito, perché per me è una questione di metodo generale e quindi ho fatto la disamina, non si preoccupi che posso cambiare da cittadino libero, e questo è anche l'importante. La mia disamina è a questo livello, l'ho detto anche in altri discorsi. Praticamente noi abbiamo un comune dove ci sono 22 consiglieri democristiani su 30, abbiamo un consigliere regionale, un assessore provinciale, un consigliere provinciale, tutte le correnti sono rappresentate in giunta, chiaramente il monocolore. Mi hanno detto che il sindaco vale 2 assessori nei vostri conteggi e che se il segretario della sezione è della sinistra bisogna che il sindaco sia Doroteo o viceversa, è vero? Gli esperti lo chiamano manuale Cencelli. Ce l'avete anche a Cittadella? Applicato all'ennesima potenza. Ecco, mi scusi, io non voglio interrompere il suo ragionamento, ma... e dopo le darò agio di completarlo, però vorrei chiederle un aiuto, se mi aiuta lei a presentare i nostri ospiti sul palco, perché sul palco abbiamo 5 dirigenti democristiani, non solo, anche altre persone. Vorrei vedere se le correnti di Cittadella sono ben rappresentate. Allora, il primo è l'onorevole Carlo Fracanzani, corrente? Sì, fracanzaniano. Quindi diciamo... Fracanzaniano probabilmente lo dite a Padova. Sinistra democristiana. Chiedo scusa. Il secondo è Franco Cremonese, presidente della Giunta del Veneto. Doroteo. La terza è la non più onorevole, ma non per questo meno nota e rispettabile, Tina Anselmi. Della sinistra. Anche dopo la sinistra. Il quarto. Allora. Andiamo al quarto. Anche gli applausi. Anche gli applausi hanno un significato, ma chiedo scusa, anche gli applausi rubano il nostro tempo prezioso. Andiamo oltre. Stefano Berni, mi hanno detto un enfant prodige. Chi è? Stefano Berni. No, l'onorevole non Stefano è con i fischi che si risolvono i problemi. Certo. Chi è l'onorevole Stefano Berni, visto da Cittadella? Diciamo. Stefano Berni è il direttore della Coldiretti, è un candidato nuovo ed è l'insieme della componente Dorotea di Cremonese, la Coldiretti e il Movimento Popolare. Ho capito. OGL. Dunque, allora, non lo devo difendere perché ognuno è capace di difendersi da solo in democrazia. Anche perché lui in particolare ha superato in preferenze, se non sbaglio, il capolista della DC nella vostra zona e quindi si è difeso benissimo da solo. L'ultimo dirigente democristiano che vedo è l'onorevole Settimo Gottardo. Sì. Ecco che qui... Nuovo progetto. Come lo nuovo progetto. Sinistra, va bene sinistra. Va bene, la sua corrente si torna no. Io completo non adesso. sono esperto. Completo, vabbè, dopo si spiegheranno da soli. Vabbè, uno dei problemi è anche questo, uno dei problemi che forse non servono a risolvere la nostra questione è anche tutte queste divisioni romane. Noi guardiamo i fatti di casa nostra. Ma se avete 4 correnti anche a Cittadella non sono mica solo romane. Difatti, l'effetto è difatti la perdita del 20% è anche questo problema. Ecco, mi consenta per cortesia nei confronti dei nostri ospiti di presentare anche gli altri. C'è sul palco Monsignor Giovanni Nervo, che è stato a lungo il presidente della Caritas. Qualcuno qui, Monsignore, c'è una sala molto impertinente che l'ha già etichettata sinistra DC. Se vuole smentire, non credo che abbia la tessera del partito, vero? Né a destra, né in centro, né a sinistra. Sopra, Io diciamo. sono sacerdote. Sopra, vabbè. E poi abbiamo i direttori
Abbiamo i direttori di due giornali veneti importanti come il Gazzettino, il direttore Giorgio Buonasera. Lago, e il Mattino di Padova, il direttore Maurizio De Luca. Volevo con voi concludere un attimo il discorso, poi avrete modo di tornare anche in trasmissione, chiedendovi un altro dato. So che il 95% degli elettori di Cittadella avevano votato sì al famoso referendum sulla preferenza unica, quello promosso da Mario Segni il 9 giugno. E invece voi avete candidato al Senato un senatore poi eletto che era contrario a questo referendum, che non aderiva a questo patto. Pensate che per esempio questo possa avere scoraggiato un po' di elettori? Vuole il microfono forse il segretario della sezione? Non è che noi abbiamo candidato, diciamo che i meccanismi con cui vengono designate le candidature sono diversi, noi ci siamo adeguati a una situazione che rientrava in un disegno provinciale che ha di fatto collocato a Cittadella la candidatura di Maurizio Quindi Kreuser. lei l'ha detto educatamente, vi è stata un po' imposta? Sì. Va bene. Parliamo chiaro. Allora, prima di salutarvi, volevo chiedere rapidamente qualcosa anche a voi. Parliamo anche di politica generale. A Roma si stanno discutendo una serie di problemi. Ad esempio, c'è stato il gruppo dei 40 della sinistra democristiana che chiedono facce nuove, ricambio generazionale. In molti devono dare le dimissioni nel gruppo dirigente del partito. Qualcuno di voi è d'accordo su quest'idea? Beh, io parlo da un ragazzo di 30 anni che è impegnato in politica da 4 e vedere che il Consiglio nazionale Forlani non procede nelle sue intenzioni, quali erano le sue, in pratica lui aveva lanciato le dimissioni, e questo perlomeno nel sottoscritto che crede nel rinnovamento, in pratica perde veramente fiducia in quel che è l'impegno per poter proseguire. Quindi lei sarebbe stato favorevole alle dimissioni di Forlani? Alle dimissioni di Forlani, e noi crediamo che nel rinnovamento possa passare attraverso uomini come Segni, che sono all'interno ancora del partito, e non lasciarsi... Quindi lei lo vedrebbe bene, mi scusi se la interrompo, se per Segni, sì, il Presidente del Consiglio? Sì, il Presidente del Consiglio Segni, ci credo. Guardi, io penso che poi le idee ognuno se le fa leggendo, conoscendo, parlando, ma una persona come Luca Orlando, segretario del partito, una persona come... Beh, quello sarà difficile, è uscito dalla Democrazia Cristiana, è stato eletto qui in Veneto. Esatto, deputato. Però dico, se noi come Democrazia Cristiana, o perlomeno i vertici, lo tenevano come personaggio, se Mario Segni facesse il Presidente del Consiglio, io penso che veramente la gente vedrebbe un qualcosa di nuovo, un qualcosa di più concreto per poter risolvere veramente quelli che sono i problemi di questo nostro paese. Ho capito, il discorso mi sembra chiaro, ma invece, altra domanda, la faccio al Doroteo. Sentiamo, Andreotti Presidente del Senato o Presidente della Repubblica potrebbe essere in coerenza con un progetto di rinnovamento vostro oppure lo vede come un fatto superato? Beh, io sono un attivista di base, l'importante è che venga fatto un governo. Com'è diplomatico per essere un attivista di base? Parlavamo di Presidente del Senato e di Quirinale. Non sono esperto in materia. Cosa diceva? Ma io credo stanno bene in pensione perché molti nostri vecchi a quell'età sono in pensione già da qualche anno, se hanno fortuna. Non c'è bisogno di cambiare, la gente, i giovani soprattutto hanno bisogno di referenti giovani, perché i problemi dei giovani vanno capiti soprattutto da persone che siano giovani, quindi una rappresentanza giovane dà anche più fiducia e probabilmente le persone di una certa età in qualche modo aiutano sia a capirsi, ma il voto di protesta dei giovani, io voglio parlare proprio dei giovani se è possibile, è stato un voto anche di qualcuno che non trovava una corrispondenza ai propri bisogni. I propri bisogni sono quelli elementari, quelli per i giovani, e quindi un referente giovane sarebbe necessariamente la persona adatta per capirli e portare avanti e rinnovare il partito. Insomma. Va bene, vi ringrazio. E allora raggiungo intanto il palco di Profondo Nord, questa specie di assise cattolico e democristiana con anche un tifo, mi sembra di aver notato, tipico se non sbaglio dei vostri congressi, ma al quale in questa forma io non ero abituato. Pensavamo abbiamo una platea omogenea, sono tutti più o meno della stessa area, invece vengono applausi e mormori. Franco Cremonese, Presidente della Regione, cosa ne pensa lei di questo bisogno urgente di facce nuove? Hanno chiesto anche le dimissioni vostre dopo che avete perso il triplo dei voti di quelli che hanno perso a Roma.
Sì, l'esigenza di facce nuove può esserci, però io direi bisogna anche qui fare più dei ragionamenti che un fatto emozionale. Voglio per esempio ricordare che Romiti, che ha gli stessi anni di Andreotti, non è che Agnelli lo caccia via. Cioè bisogna anche su queste cose fare dei ragionamenti. Io credo che più che contro le persone sia stato fatto un voto contro un sistema, un'impostazione che va adeguata ai tempi moderni. Quindi no a dimissioni del gruppo dirigente? Non trovavo, sì, poteva essere un sacrificio alle esigenze d'immagine, ma non nella sostanza, cioè non vedo cosa avrebbe cambiato nella sostanza. Tina Anselmi invece cosa ne pensa delle dimissioni del gruppo dirigente? Lo vorrebbe o non le vorrebbe? Io ho approvato un documento che chiedeva di accettare le dimissioni di Forlani con le motivazioni politiche che Forlani ha dato e che ho molto apprezzato. Forlani ha detto... Perché togliete la parola a Tina Anselmi? Forlani ha detto: io credo nella politica del quadripartito, questa politica è stata bocciata dall'elettorato, dunque bisogna navigare in mare aperto, iniziare una nuova strategia politica. Se fossi io a condurla non sarei credibile. Ecco, io ma qui in Veneto... completamente d'accordo con lui. Onorevole Anselmi, qui in Veneto c'è stato qualche cosa di più e di diverso? Qualcuno dice addirittura essere democristiano era un modo normale di vivere qui in Veneto e sembra che lo sia molto di meno. C'è un problema di dimissioni, di repulisti della classe politica dirigente democristiana anche del Veneto? Beh, il voto del 9 giugno, che nel Veneto è stato molto alto, segnalava, se eravamo più attenti complessivamente come gruppo dirigente della Democrazia Cristiana, segnalava che la gente voleva un cambiamento, perché diciamo il referendum in sé sulla preferenza unica non interessava proprio alla gente, che manco la capiva. Ma la gente ha dato un segnale di cambiamento, di rinnovamento, anche nel metodo di gestione del potere. E io credo che la Democrazia Cristiana ha pagato questa perdita molto pesante nelle elezioni politiche, perché già dal 9 giugno non aveva ricavato alcuni elementi che dovevano entrare nella sua azione politica. Senta, Settimo Gottardo, io so che lei è uno che di solito parla molto chiaro. Vorrei chiederle, lei è un deputato referendario, ha promosso qui a Padova l'attività di Mario Segni. Ma prima di parlare di quella, c'è un colpevole prevalente, principale nella Democrazia Cristiana del Veneto? Sì. I Dorotei, ad esempio, si dice sono al potere da sempre o da quasi sempre in questa regione. Quale sarebbe stato il loro torto? Quali errori avrebbero commesso? Ma secondo me c'è un colpevole, perché quando c'è una sconfitta così grave è chiaro che c'è un colpevole. Ma questa volta il colpevole, a mio parere, ha due facce. Il primo colpevole che è stato battuto nel Veneto è il PQS. Il PQS, cioè il sistema di partito unico che andava dal PC fino al PLI, cioè i sistemi di partiti tradizionali. E dentro il PQS, il cuore del PQS che sarebbe la DC. E dentro il PQS, che è il sistema del partito unico, cioè tutto il sistema dei vecchi partiti, il cuore di questo sistema, che è la Democrazia Cristiana, che è quella che ha perso di più. E come è fatto questo cuore? Questo cuore aveva due ventricoli, uno destro e uno sinistro. Ha perso il duopolio di Fracanzani e di Bernini, i due ministri che in realtà hanno dimostrato di non saper reggere. Questo è il dato vero. Di non saper reggere. Quindi lei è equanime, divide... E quindi sono per l'azzeramento totale, non solo del gruppo dirigente, ma a cominciare dal tesseramento. Perché il gruppo dirigente... Qualcuno ha gridato: quante preferenze hai perso? Io ho guadagnato 25.000 preferenze. Guadagnato 25.000 preferenze. Chi è che ha gridato palle? Sono curioso di sentirlo. Lei è? Non si può lanciare il sasso e ritirare la mano. Può alzarsi in piedi, scusi. Chi è? Muschiati di Este. In casa fracanzaniana, dove esiste la sinistra, che per me è la destra assoluta del partito. Perché la gestione fracanzaniana in casa sua rappresenta la destra della destra del partito. Perché? Perché l'unica gestione politica che sa dare Fracanzani in casa sua è la gestione del potere a livello di unità sanitaria locale, a livello di comune, che rappresenta con la totale maggioranza, utilizzando per
dovere di partito, i voti delle minoranze ricattandole. Lei è democristiano? Sì. Di quale corrente? Doroteo. Ho capito. Però rappresento l'unica minoranza in casa fracanzaniana. A Este. Ah già, perché se non sbaglio onorevole Perché l'onorevole Fracanzani è di Este. Allora sentiamolo, no? Dalle altre parti non ha maggioranza. Chiaro? Onorevole Fracanzani, più chiamato in causa di così non poteva essere. Quindi mi pare di capire che... preferenza perso Fracanzani? Devo chiedere quante... L'abbiamo già detto, Fracanzani è stato sorpassato da un esponente, non so se chiamarlo Doroteo, del Movimento Popolare, della Coldiretti, che è Stefano Berni, ma adesso non stiamo qui a fare la conta dei voti, stiamo qui a ragionare. E io vorrei chiederle, mi stupisce un po', onorevole Fracanzani, che vi accusiate una corrente con l'altra della stessa cosa, cioè di una gestione del potere burocratica, centralizzata, un po' prepotente. Cioè un Doroteo che dice lei controlla le USL, probabilmente in un altro posto troverei il contrario. Ma vede, io credo che possono esserci delle valutazioni tutte rispettabili, però credo che i fatti parlano con un linguaggio inequivocabile. Allora si dice di potere, ecco, io ricorderei a Settimo Gottardo che parlava dei 2 ministri, il Veneto ha oggi un ministro e l'altro ministro non esiste più per scelta sua perché rispetto al potere, lei, al governo, ha scelto la testimonianza, la coerenza con le proprie idee, andandosene rispetto a un governo presieduto dall'onorevole Andreotti a cui fa capo l'onorevole Gottardo. Poi sulle situazioni locali, evidentemente in maniera anche un po' folcloristica, un po' colorita, ognuno dà le sue valutazioni. Però ecco, credo che un linguaggio deve essere parlato, quello dei fatti, e sui fatti ognuno farsi i suoi ragionamenti, le sue valutazioni. Ecco, ma chi è che me la spiega a questo punto, e soprattutto la spiega ai nostri telespettatori non veneti, forse in Veneto lo sapete, non so se lo sapete tutti, chi è che mi spiega che differenza c'è di cultura, di contenuti, di pratica fra sinistra democristiana, che se non sbaglio è minoranza, e Dorotei, che se non sbaglio sono in maggioranza? Vuole provarci Stefano Berni? Ma io credo che siano finiti le epoche degli schematismi assoluti, almeno gli elettori l'hanno sentenziato in modo chiaro e noi dobbiamo anche avere l'intelligenza di leggerlo, magari anche con calore, magari anche con attenzione e con passione. Ecco, qual è la differenza? Me la dica. Storicamente il movimento Doroteo nel Veneto è nato da un'esigenza di rappresentanza popolare, quando allora nel Veneto c'era Rumor che rappresentava di più gli intellettuali. Bisaglia capì che c'era un'esigenza di rappresentanza del popolo ed è nato in questo modo. Poi si sono sviluppate secondo questi filoni e mi pare però che adesso... Invece la sinistra non voleva la rappresentanza popolare? No, la sinistra ha una sua storia che parte in modo preciso, parte in modo importante, però insomma mi pare che oggi con la DC che a livello nazionale ha subito una grossa perdita e chi a livello veneto ha subito di fatto un tracollo, che noi stiamo qui a parlare della differenziazione tra doroteismo, sinistra, anderottiani, secondo me sarebbe meglio che cercassimo di verificare per quale motivo il 25% dei democristiani nel 1992 hanno deciso di non esserlo più. È quello di cui sono curioso anch'io, però devo dire, lei sarà un bravissimo conquistatore di voti, ma non è un bravo giornalista, perché non mi ha spiegato. Voglio dire, perché dite sono superate queste differenze e poi però non vi volete tanto bene, perché fischi, applausi, non vi amate molto. Questi schemi non ci sono più, sono vecchio rito. Con le elezioni questo vecchio rito è cessato, si tratta di ricomporre una presenza popolare della democrazia cristiana, perché ciò che ha perso con le elezioni è lo schematismo sia di destra che di sinistra, ciò che va recuperato invece è un'alternativa popolare a mio parere, questo è l'elemento vero. Ecco, alternativa popolare è una parola un po' generica, io però vorrei chiamare in causa un non democristiano, uno che sta al di sopra per l'appunto, Monsignor Giovanni Nervo. Il problema del ricambio di classe dirigente della democrazia cristiana in Veneto è un problema che sente anche la Chiesa, che sentite anche voi? Non è un problema, a mio avviso, del Veneto o della democrazia cristiana, è un problema dei partiti. Certo che se una montagna è più alta e cade la neve, su quella montagna ne cade di più, ma il problema è generale. C'è un segnale forte della gente
che domanda un cambiamento profondo su due linee, sugli obiettivi. Cioè la politica è fatta per provvedere ai bisogni della gente, non ad interessi dei partiti o delle correnti o dei capi correnti. Ecco, però... Venga. Scusate. Ha sentito che prima qualcuno in sala diceva, Monsignor Nervo della sinistra, dice, è vero che esiste un rapporto stretto in Veneto fra Chiesa e sinistra democristiana? No, lasci che finisca il discorso del ricambio. Ecco, l'altro segnale è che la gente chiede che si preparino nuove leve, che si lasci spazio a uomini nuovi, che quelli che ci sono già si mettano da una parte non per andare in soffitta, ma per sostenere la vita dei partiti. Questa è la domanda. Ma questa domanda vale per tutti i partiti ed è una domanda profonda, e questa strana discussione che è venuta fuori questa sera è appena stata accennata prima dall'onorevole Anselmi, la vera radice del problema. Questo a mio avviso è il problema. Lei chiedeva Chiesa di sinistra, io non capisco questo discorso. Il segnale che ha dato la Chiesa è, soprattutto negli ultimi documenti, sull'educare alla legalità. Del resto lo stesso documento di evangelizzazione e testimonianza della carità è un documento che richiama la responsabilità del bene comune e non della prevalenza degli interessi settoriali e particolari. Questo è il richiamo della Chiesa e va a tutti, perché è la responsabilità di tutti, perché quando uno è eletto in un partito, al momento in cui è eletto e va in Parlamento, rappresenta il popolo italiano e dovrebbe fare gli interessi del popolo italiano, non della sua corrente o del suo partito. Allora, la ringrazio. Io sempre in cerca di traduzione alla mia domanda, arrivo anche da lei. Vabbè, veniamo su, chi è lei? Sentiamo un po', c'è un signore che ha alzato la mano in sala. Grazie, io mi chiamo Enzo Peraro, sono vice segretario della DC della sezione di Bovolenta e assessore anziano in amministrazione comunale. Me la spiega lei la differenza fra sinistra e Ho Dorotei? 45 anni e da 30 anni sono tesserato alla DC. Per me c'è una differenza, però io non mi schiero né alla sinistra né alla destra. C'è un partito che ha un suo statuto, ha un suo regolamento e noi come democratici cristiani soprattutto dobbiamo incominciare a rispettare questo. E come partito ho visto, è molto interessante, dove si arena la balena bianca. Il problema è che se oggi si è arenata, io ho dei dubbi che possa riprendere ossigeno. Ho dei dubbi perché sono convinto che se tutte le componenti non incominciano a fare un discorso nuovo, con una visione nuova. Per esempio, a Padova ogni politico ha un suo centro studi, una sua sede. Questo vuol dire già dividere la gente. Che sarebbe la sede della sua corrente? No, ho detto, io mi riferisco ideologicamente, diciamo, a un centro-sinistra. Però non sono legato a nessuno di questi. No, non ho capito cosa succede. Io sono vice sindaco o assessore anziano, come ha detto, a Bovolenta con il consenso della gente. E l'invito che faccio al partito, se vogliamo che quella balena riprenda ossigeno, dobbiamo cambiare metodo. E se queste persone non sono in grado di cambiare metodo e dare delle regole, perché non è permesso che un candidato ha 50 milioni a disposizione per fare una campagna elettorale della stessa DC e un altro ha la possibilità, magari se ha la possibilità di spendere 1 miliardo. Quando sappiamo che in una legislatura, se dura 5 anni, riesce a recepire siano 600 milioni. Lei ha il coraggio di farmi il nome di qualcuno tra i presenti che ha speso 1 miliardo? C'erano sui giornali, io prendo... C'erano sui giornali. Io non sono andato a conteggiare. Io non sono andato a conteggiare, i giornali qui, locali, il Gazzettino per primo, il Mattino lo hanno pubblicato. Allora lo chiediamo ai direttori del Mattino. Se i giornalisti non vengono denunciati, io tengo fede a quello che... Va bene, allora chi dei due direttori mi dice... Chi ha speso 1 miliardo secondo voi per la sua campagna personale? No, io credo che Maurizio De Luca del Mattino di Padova. Ecco, io credo che questa potrebbe essere un'occasione ottima per avere per esempio un rendiconto da parte delle persone che sono qui presenti e che sono state candidate a raccontare le loro spese. Però trovo diplomatico anche lei, il nome non me lo fa nessuno.
l'onorevole Berni, anche l'onorevole Gottardo, l'onorevole Fracanzani. Credo alla senatrice mancata Tina Anselmi valga più di 1 miliardo quel grande applauso che c'è stato all'inizio della trasmissione. Va bene. Io volevo sentire però, dopo che in questa sala si è riprodotta contemporaneamente l'immagine dell'esistenza delle correnti e anche però l'immagine del disagio di una base popolare democristiana. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un grande partito che ha decine e decine di migliaia di iscritti e che ha una storia gloriosa in questa terra. Dicevo, il disagio per l'esistenza di questa realtà. Vorrei sentire qualcuno che del mondo cattolico fa parte ma che della Democrazia Cristiana non fa più parte o comunque ne è stato allontanato. Ci sono qui gli esponenti della rete. De Luca vuole aggiungere una cosa? Sì, volevo soltanto una piccola precisazione. Siccome immagino che i telespettatori non siano veneti, credo che a qualcuno possa essere sfuggito l'indicazione che inizialmente è stata data i Dorotei di Cremonese. Cioè la situazione veneta è tale per cui la sinistra è molto più frammentata, e l'abbiamo sentito qui visivamente, ed anche i Dorotei sono molto frammentati, e credo che questo faccia parte del nostro racconto di stasera per avere chiara anche la situazione del Veneto. Va bene, grazie De Luca. Dicevo che c'è qui la rete che si è presentata per la prima volta, è stato citato il suo leader Leo Luca Orlando, che ha scritto proprio sul Mattino di Padova, se non sbaglio, oggi un editoriale nel quale parla di democrazia cristiana veneta ridotta ormai esclusivamente ad apparato di correnti. Giampaolo Romanato è stato segretario provinciale per un breve periodo della DC e oggi sta nella rete. Paolo Bertezzolo, se non sbaglio, sarà il deputato della rete. Lei è stato democristiano in passato, Bertezzolo? No, io... Prego, prego. Io non sono mai stato democristiano, sono sempre stato attivo nei movimenti cattolici e nella realtà ecclesiale, quindi molto attento anche ai processi, più in generale nel mondo politico e in particolare, visto che siamo nel Veneto, della democrazia cristiana. Ecco, secondo lei si può dire che la Balena Bianca come partito non ha più l'anima, è soltanto un insieme di correnti o è ingeneroso questo giudizio? Ma io credo già è emerso, come sottolineava il direttore del Mattino, quale realtà oggi sia quella della democrazia cristiana, anzi mi verrebbe da dire delle democrazie cristiane, quante sono oggi le democrazie cristiane o a che cosa si è ridotta oggi la democrazia cristiana. Non abbiamo delle condizioni, non abbiamo dei valori, non abbiamo un terreno, mi pare di poter notare, attorno a cui misurare una unità di espressioni e di presenze politiche che si stanno appunto scontrando, mi pare molto duramente, quasi con la figura della resa dei conti. Io credo che il motivo fondamentale che spiega il risultato attuale della democrazia cristiana sia proprio la perdita del suo rapporto con quelli che potremmo chiamare i mondi vitali, cioè con i valori che vengono espressi dalla realtà sociale e in particolare proprio da quella straordinaria ricchezza che è presente nel Veneto, dei movimenti, dell'associazionismo e del volontariato. Ecco, noi abbiamo riempito questa sala di sigle appunto di questo volontariato e di questo associazionismo. Tra poco arriveremo a parlare di questa difficoltà di rapporto fra democrazia cristiana e questo mondo, ma consentitemi nell'andare avanti di porre un altro problema politico. Vorrei farlo citando la pubblicazione sul Gazzettino di una lettera durante la campagna elettorale di un uomo che è stato un importante esponente di questo partito democristiano veneto. Si tratta di Ettore Benzic, che è stato sindaco di Padova, segretario cittadino, è stato rappresentante della DC in consigli di amministrazione a livello nazionale, di finanziarie e banche, presidente della Cassa di risparmio locale. Ha mandato una lettera a Forlani, al segretario della DC, nella quale, dopo aver precisato il suo rimpianto, dopo quasi 40 anni di militanza, dopo aver riconosciuto
le tante cose importanti che la Democrazia Cristiana gli ha dato, una militanza che lui non rinnega, aggiunge però delle considerazioni molto pesanti. Dice: è scomparso il desiderio di dare, prevale solo un'ansia, anzi una bramosia di chiedere o addirittura di pretendere, e l'oggetto delle richieste e delle pretese non è sempre nobile. Troppe volte, specie in questi ultimi tempi, mi sono dovuto convincere che certe scelte operative di certi amministratori pubblici erano guidate più da prospettive di illeciti guadagni personali che da motivi di interesse pubblico. E c'è un'altra frase di cui Benzik si è assunto la responsabilità di scrivere a Forlani. Ha detto nella sua veste di presidente di Cassa di Risparmio, a proposito di tangenti del 10%: non sono solo sensazioni le mie, ma certezze. Dal posto in cui mi trovo posso ricevere confidenze ed appelli di tanta gente. In questi giorni mi è capitato persino, dice Benzik, di sentirmi chiedere se potevo intervenire presso democristiani locali per far diminuire le richieste di contributi forzati. Ora, queste cose le ha detto un uomo che ha lasciato il partito prima delle elezioni. Benzik, Giorgio Lago, direttore del Gazzettino, era un uomo del potere democristiano e del partito democristiano in Veneto? È un uomo del partito. O è un guastatore, diciamo? No, non è un guastatore, è un uomo che ha fatto un lungo percorso nel panorama veneto e in particolare padovano. Però quello che ha scritto sul giornale, quello che ha scritto in tempi non sospetti a Forlani nell'88, dimostrano alcune cose. Uno, che pochissimi avevano capito che cosa stava accadendo nella Democrazia Cristiana. Il mio stupore come osservatore dell'informazione è stato proprio quello, in questi ultimi 2 anni, di essermi accorto che la balena bianca non dava segnali di vita. La rete era molto attiva, il leghismo stava crescendo, Bossi si era sposato con Rocchetta, la protesta stava crescendo in tutti i ceti che erano stati per anni e anni i referenti della Democrazia Cristiana. Non si sono accorti di nulla. Ma perché forse erano occupati a fare quelle cose lì? No, e arrivo al punto. No, ma scusi, siccome la domanda mia è stata cattiva e non voglio essere malizioso, mi permetto di interrompere un attimo, le ridò subito la parola e vorrei una replica dal Presidente della Regione su queste gravi affermazioni di Benzik. Io credo che se Benzik ha detto venivano da me a chiedermi lo sconto sulle tangenti. Se Benzik ha fatto queste affermazioni, credo che prima di farle una lettera a Forlani doveva rivolgersi alla magistratura. Se era serio. Secondo, se aveva dei problemi riguardo alla Democrazia Cristiana, credo che ci fossero altri momenti. La Democrazia Cristiana non è mai stato un partito chiuso, questa bestia cattiva che si vuol far credere. Poteva esprimere tutto il suo dissenso, le sue distinzioni su questi problemi. Farlo durante la campagna elettorale, se permetti lasciami finire, farlo durante la campagna elettorale, tanto l'ho scritto che sui giornali non dico delle novità, farlo sui giornali in quel momento secondo me era un atto proditorio che non lo ritengo corretto, Ecco, Benzik non è qui, però il fatto... Però Lerner, se permetti, se questa bestia della Democrazia Cristiana è tutto quello che è stato detto, che sembra l'insieme di tutti i mali, questa bestia ha governato il Veneto da 40 anni e ha fatto del Veneto una delle regioni più importanti d'Italia, con piena occupazione, con lavoro per tutti, con una qualità della vita che è invidiata da tutti quanti. Certamente abbiamo dei difetti e certamente abbiamo anche dei problemi e i dati lo dimostrano, però tanto per fare avvertimento Lago, non è vero che nessuno aveva capito queste cose. Nessuno. A livello regionale avevamo capito che c'era un disagio, avevamo fatto anche determinate azioni per cambiare la situazione in sede nazionale con una serie di riforme che avrebbe riportato nella gente una responsabilità diversa, una coscienza diversa delle cose. Certamente siamo in ritardo, credo. Quali cose, Cremonese? Te le dico. Per esempio, questo grande riforma, questo ridisegno dell'organizzazione dello Stato, che non è solo il regionalismo che si fa capire tipo quello del Friuli o dell'Alto Adige, è un nuovo disegno dello Stato in cui oltre che funzioni e compiti da assegnare allo Stato, alle regioni e alle autonomie, ci sia anche una riforma della finanza, perché oggi siamo impossibilitati, legati
a gestire dei problemi che abbiamo quotidianamente. Ma è soltanto un progetto. Ma mi scusi Lago, ma qua, ci sono persone anche in sala che vogliono dire da loro, perché la carne al fuoco è molta. Lei è? Mi chiamo Finco Gianfranco e sono un artigiano. Io volevo correggere un momento il Presidente Cremonese. Il Veneto, se è diventato quello che è per i veneti prima di tutto. Lei è democristiano? No, sono simpatizzante. Anche la democrazia cristiana è veneta. E un'altra correzione devo fare. L'onorevole Fracanzani, che è un amico e sono di Este tra le altre cose, ha fatto una firma di 40 persone perché Forlani dasse le dimissioni per un ricambiamento, per un cambiamento. Ma Fracanzani è ben 7 legislature che è là. E allora dovrebbe dire ai padovani qua presenti e a tutti i cittadini del Veneto in cosa ha fatto 7 legislature, che cosa ha portato nel Veneto, perché noi abbiamo una strada che sono 30 anni che aspettiamo che sia fatta, abbiamo una viabilità che non funziona. Quindi diciamo c'è l'accusa da parte, no, le voglio chiedere, mi interessa quello che lei dice, c'è un'accusa da parte, lei pensa, dell'elettorato e dell'opinione pubblica veneta che questa democrazia cristiana si sia fatta mettere i piedi in testa a Roma? No, è questo, la protesta è questa, la gente, i politici devono capire che la protesta della gente è questa. Noi vogliamo che i politici che abbiamo mandati a Roma si diano da fare almeno per la nostra regione, intanto, e poi anche per l'Italia, ma per la nostra regione, perché se vanno a Roma e poi spariscono, allora è inutile che li votiamo. Grazie. Fracazzani ha diritto di replica. Sì. Ha diritto brevemente a una replica, ma vogliamo andare avanti. Anche se la strumentalità dell'intervento si evidenzia dal fatto che si è iscritto questa sera alle liste anagrafiche di un certo comune questa persona, e questo dimostra la strumentalità dell'intervento. Però io vorrei dire questo spunto per me è molto interessante perché mi dà modo di fare un discorso di carattere più generale. Quel documento di cui parlava Latina Anselmi l'ho steso io. E proprio dal Veneto è partita una richiesta di cambiamento, come dal Veneto erano partite in passato dei segnali importanti rispetto a Roma sul fatto che bisognava cambiare rotta se volevamo anche nel Veneto continuare a avere il consenso, dalle dimissioni al Ministero, alle lettere. Non le ha fatte solo Benzig, le lettere. Ecco, ma quelle lettere di Benzig, c'è qualcosa di vero? Scusi un momento. Le lettere a Forlani sul fatto che venisse rispettato il referendum, sul fatto che venisse dato riscontro alle sollecitazioni di Padova e del Veneto in termini di riforme elettorali, istituzionali e quindi di efficienza di servizi e quindi di non occupazione del partito, e qualcuno l'ha minimizzato anche in termini di attenzione, sono partite da mesi dal Veneto prima delle elezioni del 5-6 aprile, e certamente noi ci facciamo carico di essere all'interno di un partito, però proprio il fatto di aver privilegiato posizioni di testimonianza e per questo di aver pagato in posizioni di potere ha fatto sì che non avesse attenzione le nostre posizioni prima, ma non ci siamo limitati a far questo il primo del 5 e il 6 di aprile, l'abbiamo continuato dopo il 5-6 aprile, e io ho steso questo documento e io mi sarei augurato, ecco, che persone che anche qui questa sera, oltre che sui giornali, hanno detto ma la responsabilità di questo risultato e soprattutto del centralismo di Roma, quando io ho presentato questo documento a Roma, creando anche dei problemi non facili all'interno della sinistra, qualcuno nei fatti avesse dimostrato di scomporre per comporre in termini nuovi di novità. Ma non ho visto gente degli andreottiani, che pur sono in Consiglio nazionale, o dei Dorotei, in coerenza alle dichiarazioni che vengono fatte qui nel Veneto di responsabilità di Roma ad associarsi in questa richiesta. La ringrazio Fracazzani, ma è molto difficile seguirla, glielo dico con onestà. Credo che sia molto difficile seguirla per i nostri telespettatori, perché io volevo concludere in questa che nel nostro documento che ha firmato Latina Anselmi, hanno firmato altri 40, noi abbiamo detto
che ci sono, rispetto a due alternative, quella del continuismo immobilismo e quella del rinnovamento meramente anagrafico, la possibilità di un rinnovamento politico con una classe credibile e funzionale, al di là del dato anagrafico, alla nuova strategia politica. Benissimo. E questa classe si è dimostrata che scusi, esisteva Fracanzani, ma dagli è atti andato oltre i limiti di prima tempo. del 5 aprile e dopo il 5 aprile. E io invece voglio chiamare in causa l'unico che non c'entra niente in questa sala, però siccome è l'uomo politico più votato del Veneto io l'ho invitato lo stesso. Lui non è di Area Democristiana, lui si chiama Franco Rocchetta, onorevole Franco Rocchetta adesso, ed è, vedo che prende applausi anche qui, ed è l'uomo, diciamo, della Lega Nord e della Liga Veneto, Liga Veneta, che ha avuto un successo e vi ha portato via tantissimi voti. Ecco, in sintesi, lei la dà per spacciata la balena bianca? Ma finché si esprime con questo linguaggio incomprensibile, sì. Perché io ero a Sarajevo nei giorni scorsi e a Sarajevo la situazione è molto più chiara di quanto emerga dalla bocca di tutti questi signori che per 40 anni, se me lo avvicina, per 40 anni questi signori hanno gestito il Veneto come una serie di feudi, parlano con un linguaggio incomprensibile, minacciano, minacce trasversali, avvertimenti, c'è una reticenza profonda, si dicono cristiani, non c'è nessun pentimento per la mafia che hanno portato nel Veneto, perché, lo dico, il 30 di questo mese a Conegliano tutta la città si fermerà contro la mafia, che la Democrazia Cristiana ha girato la testa mentre la portava, con una mano la portava firmando le leggi permettendo che si continuasse l'impianto di criminalità organizzata nel Veneto. Questa è un po' grossa. Quando, mi scusi, quando proprio a Conegliano nell'83 abbiamo fatto la prima grande manifestazione, quindi se questi signori fossero forza popolare, fossero collegati alla gente che lavora, alla gente che produce, ai giovani, a chi ha pensioni misere, miserabili, gente che lavora onestamente, paga le tasse più alte d'Europa e pretende, perché è un diritto, di avere i servizi che sono normali in Europa. Se fossero a contatto con la gente normale, si sarebbero già accorti che 10 anni fa c'era un'insofferenza profonda, già 10 anni fa eravamo arrivati al Parlamento e per tutta risposta questi signori, Tina Anselmi compresa, non hanno trovato di meglio che circuire i nostri parlamentari. Nell'87, dopo che avevano cercato in tutti i modi di soffocarci, siamo arrivati. Ecco, ma no, la storia della Lega non ci interessa in questo momento, Benissimo. Le chiedo scusa. Stiamo parlando della balena bianca. Allora, la balena bianca è questa entità che spartisce il potere nel Veneto con metodi degni veramente dell'Europa orientale. Come parlano non vengono capiti. C'è una discriminazione in atto fra i vari popoli italiani, i veneti, i tirolesi, i siciliani, i liguri. C'è una discriminazione maggiore rispetto a quella che c'è stata e c'è tuttora in parte in Sudafrica. Va maggiore. Bene, su questo mi fermo e la ringrazio. Non parleremo di Sudafrica stasera. Comunque abbiamo ascoltato il vincitore delle elezioni politiche in Veneto e di questo credo voi dobbiate tenere conto, se non... e vi pone dei problemi. E pone dei problemi, se mi consentite di voltare pagina, all'insieme del mondo cattolico. C'è il capitolo della rottura tra mondo cattolico e democrazia cristiana, consumata completamente, in parte, non lo so, che naturalmente è dietro al fatto che 350.000 elettori tutti in una volta abbiano voltato le spalle alla balena bianca. E allora chiamo in causa di nuovo Monsignor Giovanni Nervo. Che cosa ne pensa di questo appello del Presidente dei Vescovi Italiani, Camillo Ruini, all'unità politica dei cattolici che ha sortito questo bel risultato? Vede, quando lei mi fa questo discorso mi viene in mente l'Etna e la colata della lava. Ci sono gli uomini della protezione civile che intervengono a valle quando la lava arriva vicino alle case di Zafferana e ce ne sono altri che intervengono invece a monte per indirizzare in una maniera diversa l'uscita e il percorso della lava. L'intervento del Cardinal Ruini a me sembra è a valle. Se mi è concessa l'irriverenza, lei parla quindi quasi di un intervento tappabucchi? No. Mi scuso per l'irriverenza. Volevo soltanto ricordare, dal momento che lei me lo ha domandato, che nel 1890, quindi un po' prima,
tutti i vescovi, l'Assemblea dei Vescovi ha approvato un documento, Evangelizzazione e Testimonianza della Carità, in cui si dice: ancora più dirette in ordine alla promozione del bene comune sono le responsabilità dei politici e dei pubblici amministratori. È loro richiesto di fornire agli occhi di tutti serie garanzie di competenza, moralità e chiarezza, agendo in coerenza con la fede e l'etica cristiana e sapendo anteporre le esigenze del bene comune agli interessi personali e di gruppo. Qui adesso la domanda che lei pone, ed è da porcela, cioè hanno seguito gli indirizzi a valle i cattolici, gli indirizzi dati dal Cardinal Ruini? Le risposte sono qui nei voti. Hanno seguito a monte i responsabili cattolici nei partiti di presentare alla fiducia degli elettori persone che dessero chiaramente quelle garanzie? Io non lo so, bisognerebbe andare a vedere se non c'è un rapporto fra quello che è avvenuto a valle con quello che è avvenuto a monte. La ringrazio. E c'è qui un altro uomo di chiesa, forse in qualche modo, Don Albino Bizzotto, di Beati Costruttori di Pace. Io lo chiamo in causa perché è, diciamo, una delle tante facce di quel volontariato che noi abbiamo sintetizzato in una scritta in fondo alla platea, un volontariato che qui è fatto di 100.000 persone che si impegnano nel sociale. Beati Costruttori di Pace si impegna nei rapporti con il terzo mondo e con il sud povero del mondo. Ecco, vi sentite parte di un qualche cosa in comune con la Democrazia Cristiana, oppure la rottura davvero c'è stata? Ma io, ascoltando questo dibattito, mi pongo più problemi che non tante domande. Lo dico seriamente e mi sono stupito che in questa campagna elettorale, di fronte a un cambiamento ormai alle porte, planetario, ma non per scherzo, è di questi giorni il rapporto dell'ONU, ancora una volta mi trovo di fronte a un dibattito tutto sommato di corrente. Devo riconoscere che nella Democrazia Cristiana ha vinto ancora una volta chi nella campagna elettorale è stato più spregiudicato, vorrei dire più spudorato nell'usare gli strumenti. Ecco, ma allora, il mio dovere di giornalista, quando leggo un'affermazione di questo tipo, è di chiederle di esplicitarla. A chi si riferisce? Beh, io credo che la campagna aggressiva di Berni, che è nuovo, che nessuno conosceva prima, è misurata più dalle cene che ha fatto, più dai soldi investiti che non... Lei è mai stato alle mie cene? È mai... Prego. Scusa, lei ha mai pensato di partecipare a una delle mie, quelle che lei chiama cene? Allora venga e si rende conto di che cene erano. Scusate, poi si criticano le piazze di Samarcanda, ma anche quando ci si riunisce tra democristiani o cattolici fate così e allora non protestate più, prego. Sì, io se permetti volevo solo ricordare che in merito alla spregiudicatezza ognuno dà il giudizio che meglio ritiene. Io ho fatto una campagna elettorale in mezzo alla gente, in mezzo alla mia gente, ai coltivatori diretti, in mezzo al mondo agricolo di cui faccio parte, in mezzo agli amici di Movimento Popolare di cui faccio parte e che hanno con gratuità partecipato a una campagna elettorale e se non è popolare 35.697 preferenze, credo che sia un fatto anche da tenere presente. Bizzotto, si può concludere. La gratuità della mia gente, è stato molto dei chiaro, Berni, coltivatori diretti e di Movimento Popolare. Sentiamo. Il problema che volevo porre però, e che pongo a me stesso... ma è stato chiarissimo, ma deve lasciare parlare anche Don Albino Bizzotto. Allora, il problema però centrale che mi pongo, e che pongo anche come Chiesa, io credo che anche il Cardinale Ruini, dopo queste votazioni,
dovrebbe in qualche modo ascoltare di più il popolo di Dio piuttosto che parlare, perché anche durante la guerra il suo discorso, la sua immagine è stata diversa da quella del Papa. Allora pongo un problema invece qui di fondo a tutti quanti, anche alla Democrazia Cristiana insieme agli altri, se non è arrivato il momento di non fermarsi soltanto a politiche locali e quindi andare a raccogliere i voti con tutti gli strumenti di apparato. Nella Democrazia Cristiana questa volta l'immagine che ne entrava e l'immagine che ne è uscita dalle votazioni ha premiato tutto sommato la Democrazia Cristiana di apparato, quelli che hanno gli strumenti di potere e anche potere abbastanza clientelare. Hanno vinto questi, l'immagine, dico di immagine, poi ci sono delle bravissime persone. Le persone più attente a livello sociale sono quelle che hanno perso, ma a parte questo, che è secondario secondo me, pongo questo problema serio. Se non è arrivato il momento di cominciare a pensare che non esiste più una politica locale, non si può più andare a raccogliere voti con le piantine o con le cene o d'altro, ma se bisogna impiantare. Le piantine, mi scusi Bizzotto, io sono venuto per dire, per i telespettatori che non capiscono, dico che le piantine le distribuiva ai mercati, bisogna cominciare. L'onorevole Gottardo, ma qui mi perdoni Bizzotto, ma in sala ci sono diversi che vogliono porre domande o dire qualcosa. Lei è? Non mi leggerà tutto questo perché non le do nemmeno la parola. 10 secondi, vediamo. Allora, io volevo fare una domanda a Berni. Premesso che in agricoltura ci sono dei grossi problemi, io vorrei sapere se è vero che lei ha scritto in dicembre una lettera quasi minatoria ai segretari di zona, ai dirigenti della Coldiretti per sostenere la sua candidatura, e se è vero che qualcuno è anche stato licenziato perché non ha presenziato alle sue riunioni zonali di promozione. Basta, questa domanda è già... Sentiamo la risposta. Vorrei sapere se è vero che i suoi attacchini, non so chi, se Movimento Popolare o CL, hanno picchiato attacchini di altri candidati di sì, costringendoli ad abbandonare il campo. Lei che ha fatto questa domanda deve dirmi come si chiama. Mi chiamo Todaro Gottardo. E lei è un militante della DC? DC, esatto. Di dove? Di Arqua Petrarca. Se queste cose sono vere, come pensa di costruire solidarietà intorno ai problemi dell'agricoltura e di dare lustro all'immagine della DC? Vabbè, sentiamo un'altra domanda. Lei deve dire qualcosa. Lei è? Alessandro Toffoli di Vittorio Veneto. È il segretario della sezione di Vittorio, della sezione della DC di Vittorio Veneto. Sì, volevo solo dire 3 flash. Uno per l'onorevole Rocchetta che mi sembra che dica che i democristiani quando parlano non si fanno capire. Lui ha fatto delle affermazioni molto gravi, mi sembra, e correttezza vorrebbe che le dimostrasse, perché mi sembra che è stato sottolineato. La seconda? La seconda, mi sembra che intanto le elezioni erano elezioni politiche e questo non va dimenticato. Mi sembra che il Veneto, la Democrazia Cristiana Veneta, abbia dato un segnale forte alla DC nazionale e mi sembra che tutto sommato 40 persone o poco più abbiano capito questo segnale e forse il partito a Roma dovrebbe rendersi conto di questo. La terza cosa, mi sembra che la DC perda anche quando i candidati si dichiarano candidati e rappresentanti di categorie troppo specifiche. Mi sembra che anche poco fa ci sia stato un onorevole che ha dichiarato di essere il candidato e il rappresentante di categorie troppo precise. Qui io pensavo che fossero candidati della Democrazia Cristiana. La ringrazio. Il tempo stringe. C'è qui il presidente della Coldiretti che vuole dire qualcosa. Lei si chiama? Io sono il presidente della Coldiretti, la federazione che ha candidato Stefano Berni. Io non sono un terrorista, tantomeno voglio entrare nel merito del terrorismo che si cerca di fare. Bisogna capire che siamo in un partito popolare, bisogna capire che in un certo momento tutte queste strumentalizzazioni non vanno a vantaggio di nessuno, anche perché la Coldiretti è sempre stata un'organizzazione che ha portato avanti quella cultura veneta, che è qualcosa che ha sempre dato i valori reali dell'impresa e della famiglia. Se una volta tanto una squadra di un'organizzazione forte come la Coldiretti di Padova, all'interno delle sue campagne, in una situazione che da 2 anni non regge più sotto l'aspetto economico, si è data delle regole, si è data dei programmi, si è data anche la volontà di arrivare in Parlamento con proprio candidato, non ha sprecato, non ha cercato di fare nessun spreco e ha pensato di dare quel giusto contributo alla Democrazia Cristiana, perché noi siamo quei cattolici e tanto per concludere, essere ben chiaro, l'impresa familiare è un qualcosa di sacro, un qualcosa che abbiamo sempre cercato di custodire, è un qualcosa che vogliamo custodire perché all'interno delle nostre famiglie, attorno allo stesso tavolo, si trova ancora il bambino di 2 mesi e il nonno di 92 anni. Sfido chiunque altro che abbia questa realtà.
Onorevole Tinanselmi, naturalmente Berni è già stato difeso dalla Coldiretti, però le darò ancora... Io vorrei dirle, ha notato cosa c'è successo qui stasera? Io ho cercato di introdurre il tema rapporto tra DC e mondo cattolico, esplode di nuovo un caso di candidature interne sulle quali c'è polemiche, divisioni, eccetera. Come? Non meravigliarti. Non mi devo meravigliare, dice. No, io l'ho chiesto alla Tinanselmi. Quindi si capisce perché poi tanta parte del mondo cattolico si allontani, se non riusciamo a parlarne neppure. Ma io credo che quanti rappresentano la Democrazia Cristiana abbiano un patrimonio comune di valori, abbiano un patrimonio comune di sensibilità. Lei lo sente per esempio anche nei confronti dell'onorevole Berni questa? Io l'ho conosciuto stasera, quindi... È una risposta ingenua o maliziosa? No, è una risposta serena. Non posso giudicare una persona che non conosco, ma ritengo che rappresentare un mondo particolare come può essere quello contadino o per esempio come le ACLI hanno posto anche con loro candidature un mondo del lavoro, questo o come per esempio io ho sostenuto una rappresentanza di donne, questo non significa limitare o dare una rappresentanza distorta della politica, perché la politica è poi anche una somma di interessi, quelli veri, di rappresentanza di problemi a cui bisogna dare risposta e credo che ogni partito popolare abbia la necessità di avere questi rapporti, il che non significa che non si faccia parte di una squadra che deve, al di là della rappresentanza di interessi particolari, farsi carico dei problemi di tutto il Paese. E voglio aggiungere che ha molto ragione il Reverendo, che bisogna che ci facciamo sempre più carico dei problemi del mondo, che sono i nostri problemi. Devo dire che una delle mie sofferenze in campagna elettorale era quello che ogni volta che tentavi di far capire che se non hai risposte planetarie al problema dell'ambiente, dell'ecologia, dell'energia, della pace, dello sviluppo, non risolveremo nemmeno i nostri problemi. Quello che mi ha fatto paura nel mio Veneto è di aver sentito cadere questa cultura della solidarietà, senza della quale... La ringrazio. Non c'è nemmeno una risposta intelligente alla politica. Io devo dire che il tempo stringe, ma che non voglio concludere questa serata senza aver sentito un'altra voce. No, io le dico io, lo do per scontato, non avete picchiato nessuno. Per dire che non è vero, punto. Ecco, non avete picchiato nessuno, non ne dubitavo. E che si informi la vedo robusto, ma non manesco almeno qui questa sera. Dicevo però, visto che Berni si è richiamato in causa da solo ed è stato candidato non solo della Coldiretti ma anche del Movimento Popolare e dei Dorotei, avete diffuso migliaia e migliaia di volantini per il Veneto dove parlavate di una minaccia alla esistenza stessa della democrazia cristiana derivante dal fatto che i gruppi capitalistici, gli industriali, ormai caduto il comunismo, possono fare facilmente a meno della democrazia cristiana e comodamente se ne libererebbero. C'è stata quindi polemica con gli industriali, c'è stato un momento anche di rottura fra industriali bianchi e DC Bianca del Veneto. Lo chiedo... Leggi bene, 4 o 5 famiglie di 4 o 5 famiglie. Qui ne abbiamo un'altra di famiglia, la famiglia dell'Aprilia, se non sbaglio, abbiamo il presidente degli industriali di Venezia, Ivano Beggio. C'è stata questa rottura? Glielo chiedo telegraficamente. Ma noi abbiamo un unico problema come impresa, abbiamo il problema della competitività. Noi abbiamo dato lavoro, vogliamo continuare a dare lavoro. Ecco perché protestiamo, vogliamo continuare a essere competitivi. Ecco, e allora la democrazia cristiana che c'entra in questo? La democrazia cristiana non c'entra perché tutte le forze che hanno governato fino ad oggi c'entrano. Diciamo, fino ad oggi siamo stati governati, e devo dire siamo stati governati in un certo modo, per quanto noi ci riguarda, anche bene. Ma tra poco siamo in Europa, ci sono i problemi di Maastricht, ci sono i problemi
della non competitività dei nostri prodotti, abbiamo necessità di fare quelle cose che da tempo stiamo Quindi chiedendo. non è stata, diciamo, non sono state le associazioni industriali ad abbandonare la balena bianca? No. Benissimo. Allora c'è un altro industriale che non rappresenta nessuna associazione, rappresenta solo se stesso ed è anche un laico e non una persona interna al mondo cattolico, che è Paolo Marzotto, buonasera, al quale vorrei fare una domanda non da industriale ma diciamo così da intellettuale e battitore libero di questa regione. Se è possibile inquadrare questi ritagli miei di giornali, sono citazioni fatte dal giornale di Montanelli del più autorevole storico della democrazia cristiana, Gabriele De Rosa, lo storico di Don Sturzo, del popolarismo, che ha un istituto importante qui a Vicenza, conosce bene il Veneto e ha scritto delle cose molto pesanti. Ha scritto di cattoleghismo delle paure, addirittura di pericolo di razzismo in sacrestia, ovvero sia del contagio della democrazia cristiana veneta con il leghismo. Furia magari di parlare di necessità di autonomia, di necessità di farsi valere e contare di più a Roma, inseguire magari la politica del meno soldi al sud, più soldi in casa nostra, l'egoismo insomma al posto della solidarietà. Le sembra questa accusa di Gabriele De Rosa fondata in qualche modo, Paolo Marzotto? Molto verosimile, molto verosimile. Abbiamo sentito anche questa sera degli accenni ad un tipo di corporativismo e di separatismo regionale o regionalistico che è preoccupante. Il rappresentante della Lega addirittura è andato a Sarajevo per fare allenamento, perché noi rischiamo questo tipo è il tipo di rischio che corre l'Italia. La balena bianca si è arenata nella melma del sottogoverno e con sé ha fatto arenare anche gli altri partiti italiani. E nella melma del sottogoverno ha creduto di trovare il plankton e invece ha trovato dell'altro tipo di cibo e si è riempito lo stomaco di questo cibo e adesso si litigano, hanno lo stomaco pieno, si litigano fra di loro. Siamo stati male amministrati negli ultimi 20 o 30 anni e dobbiamo cambiare, ma dobbiamo cambiare radicalmente. Gente giovane e idee chiare, la gente vuole essere amministrata, vuole che le città per prime siano amministrate, che lo Stato sia amministrato e il governo con tutte le sue componenti e con le opposizioni ha disamministrato l'Italia. Ora quello che chiede la gente e lo chiede alle leghe o alla rete o a coloro che erano all'opposizione, chiede che ci siano uomini e programmi precisi e che il cittadino possa votare per questi uomini e per programmi e che questi uomini si impegnino, vuole responsabilizzare i politici che finora sono stati sempre deresponsabilizzati, protetti anche dalla incolumità parlamentare. Ringrazio Paolo Marzotto. Vedo diverse ho spazio per un altro intervento soltanto e poi devo concludere qui sul palco. Sentiamo qui. Una frase appena. Lei è? Venga. Vieto Giuliano, di Busiaro, segretario. Cosa voleva dire? Segretario? Di sezione democristiana. Sì. Allora, io volevo dire una cosa. La perdita della DC è dovuta all'egoismo della società. Egoismo che c'è anche all'interno del nostro partito. Però è anche un dato di fatto che va a governare chi prende i voti. Allora io dico, io sono democristiano, tanti hanno anche cambiato, sono andati con la Lega, che io credo sia ancora più egoista dei democristiani. Io sono democristiano, ho votato Democrazia Cristiana, quindi altri hanno cambiato, sono andati con la Lega. Questo è un dato di fatto che fa paura, perché questo esprime egoismo. Le preferenze, le dico, mi fanno più paura quelle di Bossi, 250.000, solamente una persona. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la gente individua Bossi come quello che ha la verità. Questa è una posizione di destra, quindi questo mi fa paura. All'interno della DC oggi c'è egoismo, questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto. Va bene, sta ripetendo queste cose. Lei è invece? Io sono il segretario della sezione di Bovolenta e chiedo un attimo di speranza a questo partito, che l'Assemblea di Milano, quella di Assago in pratica, ha dato un segnale forte e quindi si può recuperare a condizione che si smetta di litigare da una parte e trovare un denominatore comune che è la sezione. Qui ci sono tantissimi componenti direttivi, consiglieri comunali che lavorano nel partito, lavorano tra la gente e sono a contatto diretto. Ci sembra ci sia un distacco tra noi, vorrei dire, e il partito e i suoi rappresentanti. Chiedo allora una cosa molto semplice,
che la direzione provinciale o le direzioni provinciali si collegano con le sezioni e possono dare delle indicazioni, perché ultimamente questo legame è passato. C'è questa speranza o lo domandiamo naturalmente ai nostri rappresentanti? Ecco, Rocchetta, mi scusi, ma è finito il tempo e oggi lei era ospite di questa platea. Io devo tornare sul palco praticamente soltanto per accomiatarmi. Mi piacerebbe soltanto, visto che abbiamo un minuto in tutto, se questa chiarezza che vi chiedono giù dalla platea, se c'è qualcuno di voi che vuole sbilanciarsi, di voi politici, su chi è il suo segretario ideale per la Democrazia Cristiana e il suo Presidente del Consiglio ideale. Se c'è qualcuno disposto a far nomi tra voi, per me è un contributo di chiarezza. Io sono disposto. Gottardo. Per me il Presidente del Consiglio ideale è Mario Segni. Il segretario della DC? Chi sostiene Mario Segni? Come? Uno che sostenga questa ipotesi di Mario Segni. Quindi un amico di Mario Segni. Magari Gottardo, dice. Berni? Magari Gottardo. Non aspiro a tanto. Magari Gottardo. No, lei è disposto a far nomi? No, io sono disposto ad andare verso il cambiamento con credibilità e con Quindi non è disposto a far nomi. Tina Anselmi. Martina Azzoli, Presidente del Consiglio o Segretario della DC? Segretario del partito. E alla Presidente del Consiglio? Penso che è una pedina ancora difficile. Non è detto che sia democristiano, Esatto. Cremonese. Presidente del Consiglio non è detto che sia E il segretario del partito chi ci vede lei? una figura giovane, nuova. Martina Azzoli potrebbe andare. Martina Azzoli potrebbe andare bene. Martina Azzoli potrebbe andare bene anche per i Dorotei del Veneto, è una notizia. Certo. Fraganzani. Ma io credo che come governo Nomi, Fraganzani, il nome. Scotti, Segni e come partito Martina Azzoli, ma noi non faccio la dichiarazione qui, io ho operato a Roma perché questo cambiamento venga e dal Veneto bisogna dire che è partito anche un segnale per questo rinnovamento, bisogna dire anche le cose in positivo. Allora io vi ringrazio tutti quanti, la Balena Bianca stasera si è mostrata indebolita e lacerata, questo è vero, ma ha mostrato anche il coraggio di discutere in pubblico le sue contraddizioni. Penso che abbiamo dato luogo a una forma di comunicazione politica completamente nuova e utile, questo forse è un buon segno. Certo, se nel Veneto bianco davvero si fosse chiuso un ciclo storico, le conseguenze si avvertirebbero anche a Roma, dove in questo momento sono riunite le correnti democristiane. Io ringrazio Enrica Toninelli che ha condotto l'inchiesta qui a Padova. La prossima sarà l'ultima puntata di Profondo Nord, di questa nostra esplorazione alla ricerca della questione settentrionale. E il Profondo Nord, mercoledì prossimo, cercheremo di guardarlo da una prospettiva completamente diversa, cioè dal basso verso l'alto. Mercoledì dunque appuntamento da Melfi in Basilicata. Buonasera a tutti.